Saluto a tutti. In sa vita mia succede de fattus e quando succede non è una manco importanza a me da nos, però quando due pensavo forse sì, meritanta di donare importanza. Specialmente quando si tratta di fattus capitaus in tempo di guerra. In tempo di guerra la gente è disperata, per metà motivi, non solo per le bombe che calano dell'aria, per la gente che parte in guerra e non torna, oppure chi torna e torna ferta, che ha una mano, che ha una gamba, oppure torna con un'altra malattia pure, come nella prima guerra mondiale, quando i soldati sono diventati a cioccare la spagnola che ha devastato tutto il vita della Sardegna. E in tempo della seconda guerra mondiale, quando la gente è obbligata a muovere in guerra, è obbligata perché è comandata sul fascismo. E chi non vuole andare in guerra, il soggetto andava in suo confine per tenere vita, tanto comandata su potestà, e su potestà vai a tutto su chiori adesso. Quando non potevi avere una persona, e te vai, l'ha mandata su confine. E perché tutti che mandata su confine pure gente che non teneva grande cultura, gente povera, mischina, e oltre che indirianta a su confine su picciocco, obbligando a avere questa famiglia che ha barato in vita a morire di fame. Ecco, in vita nostra il buono, proprio a coa della seconda guerra mondiale, ci tenia da uno segretario comunale che con questa scusa che anche deppia a mandare cose pappai ai soldati del suo fronte, ha avuto una scusa, perché ai soldati del suo fronte non toccava ai comuni a rimandare cose pappai, i soldati del suo fronte volevano i mantesi mali, certo, malamente, sai, ma non manteneva l'esercito, non manteneva i comuni. E comunque questo segretario va a su giro dei domos, computando il magazinus, e con questa scusa indilia questa cosa ai soldati del suo fronte, indilia tutto su che ha gattato il magazinus, olio, caso, vino, presutto, sartisso e altre sprovviste. A domani in vita nostra commentenizzate la vita sardas, i spicciocchi come taponavo, o volenti a su fronte, o volenti a su confino, non ci dia picciocchi, ci tenia solo beccos, picciocchedos e femmines. E così di grazia al segretario, e vudi dogna di girando con il guardias, e dogna di computando nel domos, e dogna di hanno rende su chi pago tenia nel domos, pago cose pappai, e con su pago di lui adesso. Da voi non mi via manco in vita nostra, mi via da Inelini, una da prove da nostra, però le notizie la si spargiano, perché Elini tanto non fu manco comune, fu di frazione dei bono, di sei da nostra, e quindi questa gente si è legata a pari, e i scianta, le persone, questa cosa che indiriata dei domos si da scorporata, e isso con i amici suoi. E come tapona uomini si non ci india da vita. E tanto i feminas di Ida, che le canta tra issas, Mariolla le canta ogni addì. Canto anto il roscio, si munti vostra di accordio, e antinau, ma tocca da chi costomini i sense de non si lo rubare il domos, gli hanno rende questa cosa di ucca nostra, e perché tutto questa ucca dei sfisul nostro, dei spippiur nostro. Si munti vostra di accordio, è una bella D in su canta a municipio.
municipio tanto non fu di canteste mo e mo già è in pistruida, è una palazzina nuova, ma in questo tempo non su 43 ne fu di intraida in una uomo, come te, pure in tiratomo stando, una uomo, aí ci fatta in perda, in contones, e questa femmina spero quando pure in ti lompenda al comune, si bicca traisa alle canta a voce alta, ed è comune che qualcuno si può rinfacciare, ha visto questo gruppo di femmine salvago avvolottate, e il segretario si fu cuau, si fu fuio, si fu cuau, a tutta questa scala, si calata su tutta. E femmine si volenti bucare a municipio, però si applicava comunali su Pinedo e IVA. Quando di andato segretario che volenti ribando un gruppo di femmine e noi scia dai poite volenti ribando a municipio, il segretario si fu qua come tapponavo e di andare su Pinedo a Sindandai a serrare sa porta al municipio de Voras e a Sindandai. E con domini su Pinedo io a serrare, di andavo io a serrare sa porta de Voras e fu andando sin da Roma. Ma con la femmina si aliantaito, andavo su Pinedo e questo segretario, ma con domini andavo, non isso non l'ha pulito su segretario. E tanto di andavo questa femmina si tra le scale due puti, mamma mia, Giulia Floretto, sia Marietta Conte, sia Marietta Morgione, altre femmine desinaudo, sia Felicita Buffas, non mi da su ben giorno, ma pure di 30 femmine. E comunque gli antanassi per Pinedo che orienta Sagrai e sul municipio. Poi bilici su segretario fu da intro. E su per Pinedo hanno che Sagrai non l'ha portata, però quella femmina si può sentire maliziata. Gli antapurriavo andare su quello mineiro, tanti potevano un mineiro basso. Gli antapurriavo andare su Drindri e Sagrai di bucare del bugiaco. Io ti Sagrai, avere, ti bucca, gli antacomputato tutto s'apposento. E c'è di antagatta uguale su tutta scala. E di un lì a corpo, di Mariola, una candidiata scravava per sa giacca e valas, in cones, E comunque gli fu toccava a tirare su basso costumini sul segretario, una capo di un certo Sparacini, una casina data, su nome non mi sospende. E di fu toccare Cecilia e Lini, che viviate nell'Ini, a corsa, a femmine sai, volenti 40 di fatto, per scuri. E comunque si pure andavo sul segretario e non fu tornare venne più. Poi evidentemente si bicca io a chiedere sul trasferimento, di mandare 4 luoghi, eccetera. Poi, il segreto è che questa femmina sa, tanto io hanno fatto sul danno, gira e rigira, io hanno fatto l'opera è buono, ma io hanno fatto per un danno. Perché quando ti entravo sul municipio io ho scritto un pubblico ufficiale come ti segnalata, no? E costumi logicamente poi andavo ai carabinieri. E tanto questa femmina sa, quando io ho fatto il dovere, io dovrei serrare questa porta sul municipio e fuori andavo da l'uomo dei superpenedei ma non ci dovrei sagrare. E i superpenedei andavo, no, Sagrai li dirli ad osatru devono da ollo bruso, vai dentro sui giolesi ma devono da ollo. E tanto io decido che non te vai oltre Sagrai. E a Calicurlo non ci da più provocare. E io avrei contato a sua potestà. Non hai tanti bei oltre Sagrai. E quando domina no, boga in sé dall'anno 6 al procuratore della Repubblica. E tanto io andan su cau, tu gruppo in femmina, l'anno 6. Poi anche andare sul procuratore della Repubblica. Però del procuratore della Repubblica non lo è avuto in questo momento. E tanto dice andavo su Sciri, andavo portare in sé da caserma dei carabinieri, che già i sagrai da Ghizzi in caserma. E questa femmina mischina, non va con un duetto, andata a caserma con sagrai. Come in bucca a caserma, arrestata tutto. Purtroppo, a dove un anno, ma bucarsi. Arrestadas 30 femmine. Però in verità di 21, perché mamma mia, Giulietta, usi
Prince de sorre mia, e dunque sfuriti 30 e una che non si bia. Arrestadas a Santo Daniele, a galera. E in cui volete baratas un mese in treo, un mese in treo. Ma in questo mese, nell'anta i guardia dei carceri, manco il muro di questa galera non diventa mai tanti e divertimento, perché volete mangiare a coito come te senti tanta, poi portate femmine a massaia, a contadina, no? Abituata a scrivere a raccoito. Come te si santa come te vescita, perché sei uscita cantando a muttetto a tutto il dia. A tutto il dia. Una carotenia da guardia dei carceri che addirittura quando finiva su turno, no, si chiusa a barraco e scurtare il muttetto. A tutto il dia una carotenia sempre guardia a San Pruso per scurtare il suo divertimento. E comunque dopo una varia di si è interrogata sul procuratore, a unas. Mamma mia ha visto che potuta prendere in mano e danno signora io la devo liberare e mamma no è poi no perché lei è stato interessante no è tanto e te ne riporta da isso no ma la devo dare la libertà mamma no che mi andando per andare esatte la spura o totus o nemos decida disso. E difatti mamma mia sta barata un mese come te esatte, un mese in tre in galera e poi a posto di un mese da santi liberatas. Mentre il tempo il babbo mio in aviazione in guerra, no? E regno poi che stava aperto sul bombardamento di Elmas di Castello e poi in ospedali militari. E regno in convalescenza e l'ho imparato come una gatta da Sauvida. Però devo dire, nanna in mia. E no, Giulietta è questo, no, Giulietta sta in galera, e in galera, e raccontavo sul fatto del suo segretario, eccetera. E babbo mio ci ha voglio, e toccava chiedere su permesso andare ad agattare a galera, fino a quanto voi da rilasciata, eccetera. A posto di un mese, e dai anche rilasciato tutte femmine, eccetera. Logicamente non era stata mai processata, poi perché voi tutti passavo o come te si narra azione di guerra o come te danno di guerra e tutto finiva un cuni però non hanno diffondicato di galera questa femmina che a pè erano a Irono tutti 2 chilometri spago brus che diffondicato di galera cantando sempre cantando a muttetto cantando con questa libertà che hanno ottenuto insomma però sul fatto principale è che il domine è andato, il segretario andato e non è tornato mai più. E questo è il suo punto. Grazie. Grazie a tutti.